La situazione in Veneto vede purtroppo continuare un andamento negativo degli infortuni sul lavoro. Nei primi 3 mesi sono 11 i morti denunciati per infortuni sul lavoro in Veneto contro i 6 dell'anno scorso. Un aumento statisticamente importante, quello delle morti sul lavoro in Veneto nel primo trimestre del 2021. A segnalarlo il segretario generale della CISL Veneto, Gianfranco Refosco, che sottolinea come siano in aumento anche le denunce per infortuni sul lavoro. In cima a questa triste classifica la provincia di Padova, dove è ancora vivo il ricordo della tragedia delle acciaierie venete. Come quel tragico incidente del 2018 ebbe un ruolo importante nello spingere la Regione a costruire un piano regionale per la prevenzione agli infortuni, bisognerebbe proprio in questo momento ripartire, ricostruire quel tavolo e programmare il prossimo triennio per ridurre l'impatto degli infortuni. 3. Gli aspetti di intervento per i rappresentanti dei lavoratori. Prevenzione sui luoghi di lavoro, maggiore vigilanza con l'inserimento anche di nuovi ispettori Spisal e soprattutto formazioni per lavoratrici e lavoratori alla cultura della sicurezza. È necessario riaprire il tavolo programmatico in regione. È il momento di programmare appunto il nuovo piano di prevenzione agli infortuni, coinvolgendo tutte le parti sociali, il sindacato naturalmente, tutti gli enti che si occupano di sicurezza sul lavoro e un forte ruolo deve essere dato al sistema pubblico e soprattutto agli Spisal che devono essere rafforzati nella loro azione di prevenzione.